A sto qui non t'avia stella sapettia va e l'ora di Duga E allora l'Ampara, perché l'ora di Zabianton. allez Julien. Saluti a tutti, a ringraziarvi di essere con noi e felici di ritrovarvi come tutte le sere, per due insieme ai Salientoni, in via Stella. Accogliamo le nostre squadre di stasera. Oh, due squadre di stessa associo. Prima squadra Avamida, dunque Paolo Cristine e Maria Giovanna. Salute. Salute. Avamiglia di la socio basta parlare. Perché Avamiglia allora? Perché a me vedo e una cucina. Voilà. Ma poi un parletti mica di basta parlare. Perché sono i più giovani che hanno da parlare di basta parlare, si sono chiamati i giovani di la socio basta parlare. Laurent, Muriel, Ludovic, salute. Salute. Buonasera. Cosa sta a fare? Due squadre di la stessa socio. Come è? Ma parla un po' di la socio. Ah, hai due parole con tu che E basta parlare. allora, la socio basta parlare è nata quando? 2 anni fa, wow. Dunque, un anno fa. È una squadra amica prima di tutto e che milita a favore di imparare la lingua corsa di modo immersivo. E dunque una volta un mese organizziamo un avvenimento. Per esempio, abbiamo seguito un corso di sofrologia e dunque un vero piacere di ogni mese di seguire, di organizzare questi avvenimenti e si stonde. E dunque c'è di noi una pagina nella rete sociale, Facebook e una pagina nella YouTube. Dunque ieri sera ti fatta vedere di sofrologia, dunque stasera siete bene, tranquilli. Siamo tranquilli. Manco stress, o tracche, o trocche, o resto. Ma dunque, guerra fratricide ce soir. I giovani appena più anziani, appena più anziani. Quella da Vinci l'abbiamo sapere da qui a qualche minuto, ma per ora salutiamo a Messa Piantona. Me Patrizia, che cieca, salute. Buonasera. Ne mai a cauda, e a cauda per i chiamadialesi giovani e più anziani. An cui scacchi di nuovo. E i scacchi, di bere, aie. Ma oggi è beh, così, mettono insieme tutti i reali, bella soggio. L'expérience face à la jeunesse. Qual è da Vinci? Giochiamo a Raffica. A Raffica ci vuole rispondere più presto possibile a un'epoca di domande, ma non tu fondo. Prima domanda. Di che paese di Capigorso, Santa Severa e Porto e a Marina? Tocca a voi. Centuri, l'altro, Luri. Luri, associato a Saviera Iuino, associato a un nostro presidente dell'Assemblea e poi associato a Seneghe, che era stato un dessador qua su in Luri. Qual era inspichevole di Bonnie Parker? Clyde Barrow. Clyde Barrow, risposta a una. Me la a canzone di Brigitte Bardot. Che sono stati donne di famosi gli anni 30, in 34 sono stati abbattuti da Abulizza. Bonnie and Clyde. Di che rudione di Pacificus originari l'anziani giocatori di Sporting, Marc Kenyan e Christian Carambeu? Nouvelle-Calédonie. Nuova Caledonia, risposta a una. Che quartiere di Londra è assedia di Borsa e un quartiere d'affari? La City. La City, risposta a una. Uno dei quartieri più anziani di Agità, la City. Rispondono in furia, eh? Boh. L'ultima domanda di Saraffica. Secondo letto, in che paese corso si torna sempre? Vignale. Ah, torna più. Risposta buona, tutto un hasard.
Torna a Vignale chi di un bello paese. Infatti chi vuole ir in Vignale chi di un bello paese. Quando si dice che un affare si ripete, dai, torna a Vignale. 0 punti per ora, Ma siete in testa, con 80 punti. Ma è giusto il principio di Suyogo. E non giocava varia via. Giochiamo a varia via. Una domanda, 3 possibilità di rispondi. Le QCM, qua. Vi faccio una domanda, Patrizia vi faccio 3 proposte, rispondete bene così. Pigliate 20 punti, vi sbagliate, vi cacciamo i 20 punti e regaliamo l'altra squadra e la cominciamo anche i giovani. Tocca a voi di rispondere. Allora, non a chi comune si trovano le isole cervicali tra Bonivaggio, Portiuecchio o Lecci. Isole cervicali. les îles cervicales, come si dice in francese, si trovano in un comune di Bonivaggio, Portiuecchio, Lecce. Lecce. Attends, c'est notre rap là, non? Les cervicales. Qui fait mon Les cervicales, vous dites Lecce. Tesoro. O Bonivaggio. Allora, Bonivaggio, Portiuecchio, Bonivaggio. Lecci. Bonivaggio. Bonivaggio. C'era l'esitazione anche con Lecce, Yeah. La Lecce E e dirà Bonivaggio. E dire a Portiuecchio. Allora, Gebera, Lecce e Portiuecchio sono tanto lontani. Sono vicini. Tocca a noi. Che città italiana si riferisce a Sirena Partenope? Chi città italiana si riferisce a Sirena Partenope, di Napoli, Roma o Genova? A Sirena Partenope. Je vais dire Rome, mais j'en sais rien. Rome, Naples. Et l'altro chi è? A terzo. A terza, qual è? Allora, adesso è Genova. Moi je dirais Rome, mais je suis pas sûr. Rome, dites Rome. Bon, dites Rome, ça fait rien, il faut jouer. Se mu mica sicura, ma pensiamo a Roma. Roma. Perché tutti gli assi sbarcano in Roma. No. 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 Il y avait le sens interdit, le panneau. Là. Napoli. Allora, va a dire una cosa perché io non ho inteso parlare di Partenope e di Napoli, perché io ho ascoltato un disco fatto ad una certa Patrizia Gattacega, l'ultimo disco di Patrizia c'è una canzone che parla di Partenope. Chi parla di Partenope di Londra, dico che Napoli è nato con l'azzurro, quando Partenope si lampada in mare perché chi Ulisse, un lauli a gente, un buli a gente su ganto, erano 3 sorelle sirene, e Partenope si era innamorata di Ulisse, e Uli a Berella, ma Ulisse a sapete, se tu pas la rete, è un'antesa un'onda. Dunque, se lampada in mare disperata e è giunta Nanta a sponda in Napoli e da qui, da sa morte, i Partenope nada Napoli e napolitani si chiamano i Partenopei. E qui ci sono tante leggende di beta sta sirena qui. Quando voi un giro a Napoli fatevi parlare di sirene, ne da gente di tutti i colori. Piletta la vostra voce di sirena, come la faccia la vostra canzone allora, non tra Partenope? Fage quando ella spira qui, Partenope in Londra, nascisti con l'azzurro. È una canterina, brava. A noi. Che famoso duetto di musica americana era composto da John Belushi e Dan Aykroyd? Sonny and Cher, The Blues Brothers. Ditela voi, Laurent, qui. Les Gnarls Barkley. Gnarls Barkley. Les Gnarls Barkley. È conosciuto su duetto, John Belushi e Dan Aykroyd. Seconde. Allez, demandez. Allez, problème aux secondes, Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. È un più conosciuto. Risposta buona. Erano i Blues Brothers che hanno fatto un film di noi, John Belushi, Dan Aykroyd.
Tocca a noi. Come si chiama? Avevamo a serie letteraria scritta da Laiacino Michel Zevaco tra il 1905 e 1918. Tra. Allora, les mystères de Paris, les Pardaillans, les gens de Mogador. Cosa ha scritto Michel Zevaco? Les mystères de Paris, les Pardaillans ou les gens de Mogador? Il parle bien. Che te lo dico. Voilà, si. Au hasard. Tu, Paul, che dici? Qui, Bon, Paul dice aucune idée. Et l'altro? Bon, diciamo lì, Comme i Pardaillans, Pardaillan, par chimique. Non si sa mai. all'Azar. Sur un malentendu. Ça passe. Risposta buona. brava. Era un giornalista anarchico che è stato condannato parecchie volte e allora ha inventato questo personaggio, i Pardaillans, è un romanzo di Gappa e di Sciabula, KDP, ecco che è stato adattato in un per cinema. Era un armeniano. Pardaillan, ah bravo, ah bravo. Bon, 40 punti, sorpresi, sono sempre in testa con 100 punti, bravi. Giochiamo a trappola. Giochiamo a trappola, domande preparate dai nostri candidati, da chi pigliasse un pochi di punti, e ora cominciamo con i giovani di La Socio Basta Parlare e a vostra trappola. Si difendono bene, eh? Bravo. Allora, continuiamo. A trappola. Quanti chilometri? Faccio le durali di Corsica. Boh, a 50 chilometri vicini. No? 1000 chilometri. 1000 chilometri. A 50 vicini a Via di Abea. 1047, dunque risposta buona. Va. 40 punti sorpresi. Allora. Bon, sono stati simpatici quantunque, con questa trappola qui. Ma poi... Invece sono birbante. Da 1972 e 2006, chi è sparito di a Corsica? 72. Qu'est-ce qui a disparu de Corse entre 1972 et 2006? Paul de Rocaser. Tu vas pensare a questa qui. È una persona o un lupo? Allora, Ho un da animale. 1972 al 2006, chi è sparito di Corsica? Chi? Mica quale? Chi è sparito? Cosa è sparito? Allez. Un agelo. Cosa è sparito? Non so. Avete una buona idea parlando di... Ricky 72. Avete avuto una buona idea parlando di malattia. Era malaria. Era malaria. Allez. Bon. Hanno fatto pieno di punti, eh? Hanno fatto pieno di punti. 160 punti, 40 punti sempre per i giovani. E bon, dopo ci sono chi sono abituati a giocare e ci sono chi già sono prima volta, dunque... Indulgenza. Ma Piano giochiamo piano. a usciamo a capo, dunque. E anche usciamo a capo c'è da chi piglia un po' di punti, eh? Al primo indizio potete pigliare 60 punti. Se avete un'idea, picchiate in tuo fondo, fate una proposta. Se vi sbagliate mica c'è un'onda, dunque manco un risico, eh? E dopo facciamo 10 punti a ogni indizio. Ascoltate il primo per ritrovare su Sciapacapoli stasera con Patrizia. Sono stato brevetto di Corsica durante 3 mesi, ma non è mica stato abbastanza per fare pulizia e lasciare tutto netto. Ma lasci da gagiovato, quantunque, e giù ad oggia. Je savais. Bonnet è stato di più. Mica. C'est pas Mio. Ça aurait Non, on a ancora un'idea.
se ti hai un'idea, un risicato in onda, dunque, boh. Allora continuiamo per 50 punti. Sono nato in Caen in 1831, manco in Corsica, uomo mi conosce. Sono qua al centro di dibattiti di Tallò o a Vidianello. Quando mi parla di me, c'ho la sape fa o scarto. Mi piace che sono nato in Caen in 1831, manco in Corsica, uomo mi conosce. Sono qua al centro di dibattiti da Tallò o a Vidianello. Quando mi parla di me, c'ho la sape fa o scarto. Non è mica mio. Mio. Parchi mio? Parchi mio. Parchi mica. E parchi mica. E parchi mica. E beh no, non è Michael. Io sono cucino. Non so mica. Deu amo gloria a amo presenza in Parigi da brevetto. Qua là ha più da accogliere e rumensule e creare i gonduti. L'oggetto che porta un monome, un sente d'Antuono, maestà d'uono bell'igiene. Poubelle. E prepara e maladie. Volete aspettare giusto alla fine dell'indizio di Patrizia, Paola? Mi è scappato. Sembra un rissato. Bon. Dunque, a compie e te una proposta. Lei in testa avete picchiato e dunque rispondite. La plus belle. La più bella? Poubelle, monsieur Poubelle. E il suo nome chi era? No, di Aso Casata, più bella. Eugène. Eugène Siete la come... più forte di noi. Eugène come su. Genio Bubel. Eugène Poubelle. Era un genio. Il è vera. Et oui, à Eugène, il n'y a pas de plaisir. Surtout si c'est la voilà. poubelle. Risposta buona. Je l'adore. Allora, demo l'ultimo indizio giusto per ridere, in Aiaccio, Gerti Genughi, François Filoni e Amore Incarnazioni. In Montpellier, Louis Nicolin si è arricchito per via di me. Se bon trovate mica e forse Ghi, un ciole mica lampa, mina. Bubel. E quando li bigiano, come si dice a Bubel in corso? Come dici? A Roman sono moliti in Bastia. Ma fine, a Bubel, di l'oggetto. Di un suo Gli nome. vuoi la causa nome, l'ugorcio, ha Poubelle. fatto tanto. Come sandwich, hein? Che te yeah. l'ha dit. Sandwich. Monsieur Sandwich. Bon. 90 punti, ma avete capito, eh? I nostri sapientoni stasera sono quelli di Avamida. E la socia, basta parlare, bravi. Allez, rigali, per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di assogare a quelle creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica quei prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Quanto a me c'è necessità di fare una rivincita, perché l'anzianetta hanno vinto contro i giovani della socio basta parlare, dunque normalmente se domando io una rivincita, ma mica per stasera, perché per stasera basterà, dunque ringraziamo il pubblico e due squadre, a me Sabientona e tutta la squadra di Sabientoni vi prego una buona serata. Da qui una stundetta, l'informazione non t'abbia stelle, noi ci ritroveremo da qui a poco. Ciao! Vai.